Un apparecchio a raggi X anticontraffazione. Preferisco un negozio, sicuramente dà più garanzie, l'acquisto in spiaggia assolutamente no. Fida dell'acquisto in spiaggia? No. Ma a volte non è da fidarsi nemmeno del prodotto venduto in negozio. Per questo arriva in supporto alla Municipale di Jesolo anche lo spettrometro, in grado di rilevare nei prodotti l'eventuale presenza di sostanze nocive. A Jesolo è ancora lotta senza quartiere alla contraffazione e alta soprattutto l'attenzione sulla conformità e sicurezza dei prodotti in commercio. Tornano le operazioni Cold Beach e Hot Beach, presentate oggi in comune dall'assessorato alla sicurezza. Controlli specifici effettuati dalla polizia locale col supporto degli ispettori dell'ente camerale e della Diconsum. Un giro d'affari da oltre 10 milioni di euro e da 20.000 posti di lavoro abusivi nel solo Veneto, con le grandi griff sospettate di far parte attivamente del giro d'affari. C'è un sospetto perché indubbiamente il livello di contraffazione che abbiamo potuto registrare in questi anni è un livello di altissima qualità, anche quello del marchio contraffatto. Può esserci un modello di alimentiamo due forni. Le date dei controlli da qui ad agosto sono già fissate, ma segrete. Effetto sorpresa. Continuano invece i controlli in spiaggia della polizia locale contro l'abusivismo, ma i risultati qui sono più difficili ed è facile pensare che assisteremo ancora a scene come questa, perché i bagnanti continuano a stare dalla parte degli abusivi. Non più tardi di sabato mattina abbiamo fatto un intervento contro un extracomunitario e si è avvicinata a me una giovane signora, penso della Lombardia, dove mi ha detto mi vergogno di essere italiana. Abbiamo anche le situazioni di turisti o bagnanti che nascondono ben volentieri la merce di questi abusivi e in qualche caso prendono anche le difese.